ur diceva anche ai discepoli, un uomo signor aveva un gastalt, e che al fu incolpato dinanzi di lui, di ve assassinate tutte le sue robe. Il paron lo clamai e disse, «Es al ver c'è che ho sentito di te, rind conto de tua amministrazione, perché che di come in denant non tu podaras più ministrare». Il gastalt al disse dentro di sé, «C'è aio di mettermi a fa come che il mio paron mi ha chiavato l'amministrazione. A sapà non hai fuarce, e a ciri la carità non mi trai il cur. O sai ben io c'è che fasarai, perché quando mi varan chiavate l'amministrazione mi accetti in chiesa loro. Al clamà un par un che aveva in debit col suo paron, e disse al prim, tu, troppasto di dai al mio paron, che gli rispondè, 100 misuris di vueli, e disse, chiappe la tocchiarte, sentiti, e segne 50. Poi disse ad un altri, e tu, troppasto di dai, che gli rispondè, 100 misuris di forment, e disse, chiappe la tocchiarte, e segne 80. Il paron allaudà che il gastalt disonest, perché che aveva saputo mesedarsi di furbo. Difat, i figli di quest mont, tal trattà con che de loro stesse paste, a son più svelti che noi figli de luz. E io us dis, faseisi amis con la ricchezza ingrumate malamentri, perché quando us vignarà manchià, us accettin testendis eternis. Quel che è fedel tes robis picciulis, è fedel anche tes robis importantis. E quel che è disonest te robis picciulis, è disonest anche te robis importantis. Per la qual, se non seis stats fedei anche te ricchezze sbagliate, cui si fidarai al di daus che vere? E se non seis stats fedei te ricchezze di che atris, cui us darai la vostre? Nessun non può servire due parons, o che lo odearà un, e volerà ben a di che l'altri, o che vorrà miglior un, e neanche non chialarà che l'altri. Non poteis servire a Dio e al bec. I fariseos che ieri intaccati dai bec, e stavano ascoltando tutti questi robis, e lui chiolevin via. E lui urdise, vuatris o seis che si fasin viodi just denant da ioms, ma Dio al cognos i vostri scurs. Difat, c'è che iom si tegnin tant, Dio lo considera proprio un nuie. La legge e i profetis arrivin fin a Zuan, dinche volte in ca al ven predichiat il ream di Dio, e ognun le met tutte per rientrare. È più facile che finissin il ciel e la terra, piuttosto che coli une sole parole de legge, magari la più picciole. Quel che pare vie la sua femmine e inchiol un'altre, al fas adulteri. E quel che inchiol une femmine parade vie dal suo om, al fas adulteri. Aliere un om signor, che alleve a tor vestut di purpure e di fil di lin, e al faseve fiestins ogni dia alla grande. Un puar, che alveve non Lazzar, si sentave sulla sua parte, a ciri la caritat, dut fodrat di plais, seneos di sguarba la fan, cui van sums cacolavin de taule dal sior. Parfin i chians avvenivin alle cai lis plais. Al capità che al muri il puar, e gli agnui lo portarin tal grim di Abram. Plu indenant al muri anche il sior, e lo metterin sot. L'ata finile in che l'altri mont, fra miec dai torments, all'alzai voi e al viodè di lontan Abram e Lazzar cagliere con lui. Allora al berlà, pari Abram, vedul di me, e mande Lazzar a tocchiate laghe la ponte dal det, e a bagnami la lenghe, perché che queste flamme mi tormente di morì. Ma Abram mi rispondè, fi,
impensiti che in te to vite tu has vude la tua parte di ben, con la qual che Lazar alla dome penat. Cumò però lui alle consolat, e investit tu ses tormentat. In plui, fra no e vuatris, alle un gran tabis. Se qualchidun di no al ves che di passar lì di vuatris, non può fallu. E così neanche nessun di vuatris non può venire finché di no. E che l'altri gli dise, allora pari ti prei di mandarlo in chiesa di mio pari, o hai 5 fradis, e io voleres che urcritas di no venire anche loro in quest luc di torment. Abramo mi risponde, e an Mosè e i profetis, che io ascoltin. Che l'altri gli replica, no pari Abram, ma se qualchidun dai morti allarà di loro e agambieran vide. E dise Abram, se non anche di ascoltare Mosè e i profetis, non si lasceranno convincere neanche se un al resuscite dai morti.